Santa Lucia di Piave, una delle più vivaci sezioni della Marca trevigiana. Non può non andare il pensiero al capitano di fanteria paracadutista Mario Licursi, che sfregherebbe le mani per poter essere qua, per poter esserci lanciato oggi e partecipare insieme con questi bravi ragazzi santalucesi al raduno nazionale che con tanto spirito di corpo e tanta abnegazione hanno organizzato. Non nuovi a questa impresa sfilano orgogliosamente Pasqua Amaranto, Parà! Parà! Parà per sempre! Una delle belle sezioni della Marca trevigiana, e non possono mancare, li abbiamo illustrati prima, ne abbiamo citato le gesta e la gloria, ma nel nostro cuore sono graniticamente attaccati, sono i ragazzi della quinquennale al Monte Bianco, sono i ragazzi dell'annuale attraversata del ghiacciaio della Marmolada, sono i ragazzi che insieme all'addestramento sci alpinistico e all'addestramento in roccia coniugano le bellezze della nostra Alpe di Siusi, del nostro Alto Adige. Per loro quelle vette sono Italia pura, Italia nel cuore, mai strach! 1001, 1200, 1300, il loro grido quando aprono la vela alla Dunata Nazionale degli Alpini. Aprono la vela e sale un unico grido, mai strach! BV, mezzo che ci rammenta tante missioni, ma a bordo, signore e signori, uno dei nostri straordinari istruttori, uno degli istruttori della scuola militare di paracadutismo, uno di quei caporal maggiori, di quei sottufficiali, di quegli ufficiali che ci prendevano a calci in culo e ci facevano saltare dalla torre. Ma quanto grati siamo a quei calci in culo! Grazie veterano! Grazie rappresentante di quella schiera di indomiti che ha trasferito i valori, la fiducia, lo spirito di corpo in tanti imberbi e in tanti ragazzotti che credevano di andare a fare semplicemente il militare, ma si ritrovavano poi appartenenti ad un'unica granitica famiglia, quella della Folgore, Parà! Aiuto istruttori delle scuole di paracadutismo militare, oggi quando scendiamo nei nostri aviocampi, quando andiamo presso gli Aeroclub d'Italia insieme